4 anni dopo continua a fare rumore il crollo del Seracco di Punta Rocca, con tutto il suo carico di dolore e di assenze che pesano su intere famiglie e comunità. 11 furono le vittime, di queste 9 i veneti. C'è un prima e un dopo quel 3 luglio 2022, forse la consapevolezza di un evento divenuto simbolo della crisi climatica, a dirlo anche i numeri aggiornati dell'Università di Padova. Nel 2025 le fronti sono arretrate in media di 7 metri, con un assottigliamento progressivo del ghiaccio e la comparsa di finestre rocciose sempre più ampie all'interno del corpo glaciale. Ma il dato singolo diventa trend se si guarda agli ultimi 120 anni. Dal 1905 il ghiacciaio ha perduto oltre il 90% del suo volume e purtroppo la sua scomparsa è attesa entro pochi decenni. Su presente e futuro della Marmolada sono in tanti a interrogarsi. Uno studio dell'Università di Pisa pubblicato in questi giorni fa sapere che il ghiacciaio al momento della tragedia 4 anni fa si trovava in una condizione di equilibrio critico. L'aumento della temperatura all'interno del ghiaccio aveva agito in sinergia con la presenza delle fratture, indebolendo progressivamente la massa glaciale e riducendone la resistenza meccanica. A incidere, dicono i ricercatori di Pisa, furono temperature eccezionalmente elevate e l'aumento della pressione dell'acqua alla base del ghiacciaio, ma il fattore termico non è un'eccezione, come conferma pure la campagna annuale attualmente in corso su 150 ghiacciai dell'arco alpino, in campo gli esperti della Fondazione Glaciologica Italiana. L'ondata di calore di queste settimane aggrava il quadro, lo zero termico ha superato i 4.500 metri e la fusione, in assenza di neve protettiva, sta consumando direttamente il ghiaccio vivo.